Centro Revisioni Autofficina Sandri è specializzata in revisioni di autocarri fino ai 35 quintali e oltre i 35 quintali. Con tecnici specializzati e attrezzatura d'avanguardia. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Ottica Remonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'Hotel Ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'Hotel Ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel Ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel Ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Questa è la mia oasi di pace, io vengo qua quando posso, una volta all'anno, certe volte 2, certe volte 3 quando posso, mi rilasso, è il mio modo per pensare, anche per riposare la mente, riposare il corpo e ripensare a tutte le cose che faccio durante l'anno e quello che potrei fare. E quando vengo in giardino, per esempio, io mi metto a curare il giardino, tolgo le erbe, i pensieri scompaiono, è un totale vuoto mentale e questo mi rilassa in un modo terribile, in un modo per me ideale. Signori, Agostino Mauriello, giornalista Rai, inviato in tutto il mondo, io ho visto un po' tutte le tue gite, chiamiamole così, oggi in pianta stabile quasi in India, però il tuo percorso parte dall'Afghanistan, in Iraq, mi viene in mente Phuket, quel disastro incredibile. Ecco, insomma, cosa vuol dire andare oltre e poi dopo ritornare a quello che è un po' il grembo materno, perché Vastagna è il tuo grembo materno. Certo, guarda, io sono nato proprio qui dentro in questa casa, al piano terra sono nato in questa casa. Una volta si nasceva anche in casa. Sono nato in casa, in questa casa, certo. Questa è la casa di famiglia che apparteneva alla famiglia di mia madre, che adesso ho rimesso a posto, dove vengo a passare il mio tempo libero. E ho cominciato, come dicevi tu, ho cominciato il mio percorso nel mondo quando avevo 18 anni. Ho cominciato l'università e non mi sono mai fermato perché è stata come una forza interiore che non riuscivo a controllare. Spinto anche da tua mamma, mi pare. Mia mamma mi ha spinto molto, poi lei anche ha insistito molto perché noi ci trasferissimo a Roma. E poi quando ho cominciato l'università ha investito molto. Sì, mio padre era contrario perché mio padre stava bene anche qua, stava bene, poi ci siamo trasferiti anche a Udine per un po', però è stata mia madre che lei era una scrittrice, una poetessa, è morta adesso 7 anni fa, e conosceva bene questa valle, questi posti, conosceva bene anche Roma, ha scritto tante poesie, mi ha dato lo stimolo forse anche. Perché Vastagna un po' dà questa idea, cioè sforna molti artisti, poi qua ce ne sono veramente diversi, ma sfornano anche atleti, viene in mente Ferrazzi, però sfornare un giornalista è un po' diverso, cioè voglio dire, qua c'è una palestra che è naturale, che è il fiume Brenta, cioè va da sé che può venire fuori un grande campione, no? Però un giornalista, come si dice, è un po' più difficile, voglio dire, non è che ci sia Roma qua, è una piccola cittadina. Sì, certo, è così, però devi pensare che poi a un certo punto quando ti dicevo 18 anni ho cominciato a viaggiare, quello è stato il percorso mio mentale, poi è stato quello, il mio bagaglio diciamo da bambino ad adolescente è stato qua, che mi ha dato diciamo la sicurezza, la certezza di avere un territorio, un luogo che sentivo mio, certo. Poi per tanti anni invece il mio territorio è stato il mondo. Ecco, entrare in Rai vuol dire croce delizia, perché non tutti si trovano bene, bisogna anche parlarsi chiaro, però hai trovato uno spazio incredibile e anche molto autorevole. Ma sarò sempre grato alla Rai, che chiunque ne parli male io mi fa arrabbiare, perché la Rai sappiamo quali sono i difetti, quali sono i pregi, però il grande pregio è quello di avere di dare tanta informazione, di avere grande spazio informativo. Se uno ha voglia e ha necessità di esprimere qualche cosa, naturalmente si deve costruire un percorso, è faticoso, non è semplice. Diciamo che nell'informazione la Rai è ancora la prima leadership assoluta. Ma anche in Europa. In Europa addirittura, infatti, voglio dire, questo è qualcosa di importante. Certo. È anche molto complicato anche. Sì, è complicato perché sappiamo tutti quali sono anche i problemi di un'azienda pubblica, però è un patrimonio che sarebbe il nostro dovere cercare di difendere
a denti stretti. Esatto. Cosa vuol dire andare? Cioè, mi viene in mente, tu sei lì a Roma che stai Sì. e ti dico bisogna andare in Iraq, in Afghanistan, insomma lì è molto pericoloso, so che a un certo punto siete dovuti anche scappare, c'era il rischio che vi potessero anche rapire. Sì. Cioè, voglio dire, bisogna essere un po' mezzi Rambo, voglio dire. Sì, poi c'è un altro fatto che subentra, il fatto della voglia di avventura, che diventa anche un aspetto pericoloso, perché uno si fa trascinare perché vuole trovare tutti gli aspetti di una vicenda, e allora certe volte c'è il rischio del giornalista, è quella di voler fare troppo, di voler andare oltre, non per il gusto di rischiare, ma c'è un pizzico di avventura, un pizzico di... e questo è un po' è il rischio più grosso che si corre, quando uno si fa trascinare dalla propria emozione. Anche perché vuole collegare una storia, vuole finirla, credo. Sì. Allora, i rischi che erano in Afghanistan, quali sono stati secondo te, emotivamente, quello che hai vissuto te e quello che hai potuto vedere da questa povera gente comunque in guerra, messa a ferro e fuoco? Ma guarda, io di grossi rischi, ti dico la verità, non ne ho sentiti, perché io mi medesimo sempre nella gente dove vado, nel posto dove vado, che vado a coprire giornalisticamente, e con la gente che vive lì. E la gente è uguale in tutto il mondo, in Afghanistan come in Pakistan, come in India, come in Italia, come in America, è uguale, vogliono vivere in pace, tutti indiscriminatamente. C'è questa piccola minoranza che rovina il terreno per tutti, per gli altri, che dà un'immagine deturpata e profondamente sbagliata. Invece la stragrande maggioranza di tutti i cittadini, compresi gli afghani, vogliono vivere in pace. Per cui io ho contatto con questa gente pacifica, sto bene. Cina, India, 4 religioni, e quella religione quanto influisce comunque per determinare questi attriti? Dove dici? In India in questo modo. In India, in qualche maniera anche in Cina, perché si stanno cercando anche loro di trovarsi quei piccoli spazi. Sì. Diciamo, in India la religione è molto importante, perché come dicevi tu sono 4 religioni che sono nate in India, per cui è una filosofia di vita che è legata alla religione. C'è l'induismo, che questo è enorme, che l'80% delle persone sono induiste in India, ma c'è una tolleranza molto profonda verso le altre religioni. Tant'è vero che non ci sono mai manifestazioni davanti a una moschea o davanti a un tempio indù o davanti a un tempio sikh o jainista, ci sono delle intolleranze, siccome quello che abbiamo visto contro i cristiani l'anno scorso, ma sono davvero dei fanatici, una piccola minoranza. Certo. Ma diciamo la religione è profondamente tollerata, il sentimento religioso. Passiamo in Afghanistan, in Iraq, musulmani, ecco, là la religione come influisce? Ma diciamo in Come Iraq, pretesto chiaramente, perché credo sì, che alla fine sì. sia solo dato pretesto. È proprio così, perché ricordiamo benissimo che quando c'era Saddam Hussein la religione non era così, erano tutti musulmani, d'accordo, però non era sempre stato uno stato laico. Certo. Poi il fanatismo, il fondamentalismo è nato da una situazione che è stata anche provocata in un certo senso in Iraq. Quando si parla di questo benedetto uomo che scompare, non è introvabile, che ha un forte carisma comunque, Sì. voglio dire, sto Osama Bin Laden. Sì. Ecco, voi come lo interpretavate quando eravate in quei luoghi? Osama Bin Laden è diventata quasi una figura Mitica. cioè Sì. proprio impalpabile, ma c'è come un dio, diciamo, in qualche maniera. Ma per alcuni sì. E c'è stato un momento in cui per molti era un baluardo, diciamo, era come una figura. C'è stato un momento nell'apice, diciamo, di questo contrasto, c'erano molti che spingevano per questo contrasto tra Occidente, valori occidentali e valori non occidentali, e questo secondo me è un errore, un grosso errore che è stato fatto, perché è stato dato spazio a chi magari, alle persone che non erano istruite o povere, soprattutto a chi era povero, di appoggiarsi a dei gruppi che sfruttavano questi sentimenti. Certo. Però vedo che piano piano questa cosa sta cambiando. Un giornalista come si può opporre diciamo, questa guerra che una volta era assolutamente giusta, quando è scoppiata tutti quanti dileggiavano, Bush va bene, facciamo sta guerra, picchiamo il criminale. Sì. Poi dopo è diventata quasi una guerra sbagliata, abbiamo picchiato il criminale più stupido. Perché diciamo, sono morti tanti civili, quello è stato il punto drammatico. Perché questa guerra, i morti che ci sono stati a New York sono stati terribili, Certo. che farà forse la storia del Ha secolo. cambiato l'America. Però ci sono stati troppi morti civili che hanno fatto pendere poi la bilancia in modo drammatico. Allora, questo anche a tanta gente che vive in quei posti dove io vado, allora c'è un profondo risentimento, in Pakistan per esempio c'è un profondo risentimento anti-americano. Questi bombardamenti che gli americani fanno quasi ogni giorno con gli aerei telecomandati che spesso uccidono i civili, e quindi questo risentimento cresce.
E allora è come certamente non può portare alla pace nei cuori della gente. Certo. Chiaramente oltre alla guerra c'è la miseria e quindi sono i diritti umani. Proprio nei giorni scorsi Bono degli U2 ha fatto un concerto, ha tenuto un concerto e ha detto speriamo che Berlusconi dia un po' più di aiuti ai paesi bisognosi Sì, sì. per i diritti umani, ma cosa che non sta facendo. Sì. Ecco, io vorrei capire un po' l'Italia come si pone come paese chiaramente sempre vocato all'aiuto per gli altri. Ma sai, l'Italia... Come adesso, visto da questi paesi? ma l'Italia, diciamo, è vista ancora come con simpatia, diciamo, però non si conosce abbastanza. Diciamo, nei paesi dove vado io, per esempio l'India, per esempio, il punto di riferimento non è l'Italia, ma è la Gran Bretagna, Certo. per motivi storici, motivi linguistici. Colonia anche certo, inglese. certo. E lo stesso vale in Pakistan. In Pakistan la Gran Bretagna, che fa paesi del Commonwealth, i paesi dove attualmente io vivo in India da 3 anni e l'area che copro è quella la zona. E poi c'è l'America, naturalmente. L'America e l'Inghilterra sono la Gran Bretagna sono i 2 paesi fondamentali per i leader, non solo, non voglio dire politicamente, ma sicuramente culturalmente. Certo. Sono i paesi a cui si guarda. Per esempio, quando c'è tanta gente che vuole emigrare all'estero, e diciamo, gli indiani tendenzialmente, a parte che adesso l'emigrazione indiana è molto scesa perché anzi ci sono i cervelli che sono tornati in India, però tradizionalmente si è sempre indirizzata verso i paesi anglosassoni. Ecco, queste esperienze, Agostino, le tue esperienze che sono queste del girovagare, vedere nuove culture. In Italia c'è un profondo, pericoloso sotto qualche modo, questo quasi odio razziale, no? Che è montato su. Io non sono d'accordo per nulla, bisogna interpretare comunque il mondo un po' di tutti. Sì, sì, Ecco. sì. Che consiglio potresti dare a coloro che purtroppo non hanno la conoscenza delle persone, quindi vedono tutto con terrore quello che si avvicina? Un po' come diceva padre David Maria Turoldo, bisogna abituarsi perché il mondo è di tutti. Certo, così è, sono perfettamente d'accordo, perché il mondo è di tutti. Cioè, è la cultura, quella che è importante per me, potrebbe non essere importante per te e viceversa, però dobbiamo rispettarci, dobbiamo accettare, cioè, dobbiamo integrarci, è giusto integrarci, ma l'integrazione deve essere reciproca, io devo conoscere te come tu devi conoscere me, non esiste più un mondo in cui ci possiamo isolare, questo paese, questo è questo paese, quest'altro è questo paese, siamo tutti... E i valori sono sempre quelli, vogliamo la famiglia, vogliamo la pace, vogliamo i figli, vogliamo vivere bene. È più popolare forse politicamente dire facciamo le ronde, puniamo i cattivi e quindi che i cattivi noi ci sentiamo un po' più Jotex invece di sperimentare qualcosa di culturale. Bisogna guardare molto più avanti, molto oltre per riuscire ad avere veramente un'amalgama tra i diversi popoli. Una volta c'era una trasmissione che facevano, che insegnavano a scrivere e leggere, mi ricordo negli anni 60 proprio in Rai, no? Questo bellissimo documento ogni tanto ce lo ripropongono. Bisognerebbe partire proprio dalla lavagna, credo, a questo punto, per cominciare a far capire alla gente che siamo in tanti, può essere una ricchezza pur nel rispetto reciproco. Sì, così bisogna fare, perché bisogna proprio capire come vivono gli altri paesi, anche un piccolo paese di un altro indiano, di Sri Lanka, dell'Africa, capiamo quali sono i loro problemi. Lo so che non ci interessano, però invece ci dovrebbero interessare. Certo. Quindi riusciamo anche a capire anche perché noi siamo arrabbiati, perché ci arrabbiamo, perché cosa vogliamo, e capiamo anche che le nostre pretese, le nostre richieste sono veramente al di fuori, diciamo, della norma generale del mondo. I problemi sono ben diversi. Parlando con te si vede proprio la tua connotazione, oramai sì, veneta in questo caso, valstagnese, però un pragmatismo proprio orientale, no? Cioè molto calmo, molto concentrato su quello che dici e soprattutto anche molto aperto al dialogo, no? E quindi questo credo che manca un po' a livello generazionale nei giornalisti italiani, parlo proprio in maniera chiara perché molti giornalisti forse non sanno raccontare esattamente quello che sentono. Secondo te? Guarda, io ti dico, l'India mi ha aiutato tantissimo in questi 3 anni, perché anche se spesso mi sono arrabbiato perché le cose non funzionano, perché la burocrazia indiana è asfissiante, per la corruzione che c'è a tutti i livelli, però l'India mi ha aiutato e mi ha fatto diventare molto più pacato, molto più pensieroso, animale pensante. Sì, mi ha fatto, vedo anche tornando in Italia, vedo molta tensione anche nella vita quotidiana, soprattutto nelle città, non molto qua a Valstagna perché è un paese, non è una grande città,
ma in altre città vedo molta tensione anche urbana. Ecco, e questo mi ha colpito molto, arrivando e vedendo questa tensione. E mi dico, vedi quanto fortunato sono davvero fortunato a riuscire a tenere lontano questo stress, questo... Cosa vuol dire crescere? Non so, tanta gente forse ha timore di crescere per perdere se stesso, si dice, no? Invece voglio dire, crescere in questa maniera culturale così esponenziale e soprattutto così cosmopolita, cosa ti fa stare dentro? Un po' come il detto, più impari e meno sai, però voglio dire, incominciamo. Sì, però non è sempre tutto positivo, perché poi magari uno rischia di perdere le radici. Mi piace venire qua, però tutto sommato, se io dico qual è, chi sono, non posso dare una risposta precisa, non la posso dare. Sei cittadino del mondo però. Sì, cittadino del mondo, però allora questo si trascina anche dei problemi, perché tu hai la tua radice, tu sai benissimo i tuoi affetti, i tuoi interessi. Ti senti un po' una polide? Sì, in un certo senso mi fa piacere certe volte, però ci potrebbe essere un momento della vita in cui magari mi fa sentire a disagio, ma non è successo per fortuna ancora. Agostino, qua ci sono molti giornalisti, anche locali, ecco un consiglio che ti sentiresti da dare dopo tantissimi anni di lavoro, proprio alzandosi su proprio le maniche nel territorio dove fare il giornalista conta. Cioè. Ma so che adesso non è facile fare il giornalista oggi, non è facile anche perché c'è tanta concorrenza, c'è internet e un giornalista deve fare un po' tutto, non è come una volta che faceva un settore, certo. Adesso spesso deve fare tutto, anzi deve fare anche il cameraman spesso, deve fare anche l'operatore, non solo, certo. Deve fare anche il montatore, deve fare spesso, almeno in altri paesi, ma un po' come anche in Italia. Quindi non è facile, ma io direi la cosa essenziale è che un giornalista secondo me deve sempre tenere a mente mai accettare per oro colato quello che viene detto, sempre domandarsi perché mi dice questo, qualsiasi intervista uno faccia, perché, che cosa c'è dietro. C'è un rischio di diventare cinici, che si arriva a un cinismo magari assurdo e in cui magari rimane anche invischiati in questo, certo. Però è una cosa essenziale. È una buona lezione. Direi di sì. Siamo in conclusione, cos'è che ti piace sempre meno dell'Italia, specie della gioventù, e cosa ti piacerebbe importare di cultura degli altri paesi, di quei paesi che tu hai visitato e conosci profondamente? Ma dell'Italia diciamo quello che non mi piace è un po' questo, ho l'impressione che sia un paese ancora troppo chiuso, non aperto, non abbastanza aperto al resto del mondo, che sia un po' provinciale, questo ho l'impressione, questo un po' mi dispiace. È come partire con l'handicap. Mi dispiace perché non dovrebbe, l'Italia è sempre stato un patrimonio artistico e culturale che tutti conoscono, allora abbiamo avuto un rinascimento, abbiamo avuto abbiamo paura. Non lo so che cos'è, però non la vedo molto positiva questo provincialismo, vorrei che l'Italia fosse più aperta. Questo... Guarda Agostino, noi ti ringraziamo perché so che sei in ferie e quindi ci hai veramente onorato della tua presenza nelle nostre telecamere. Noi ti facciamo un in bocca al lupo, a te so che hai una figlia di 6 anni che sa già 3 o 4 lingue se non sbaglio, quindi voglio dire anche lei prenderà le redini del padre, una ragazzina che è abituata a viaggiare molto. Con i figli non si sa mai quello che succede. Però tanti dicono che i figli bisogna tenerli nel luogo, sai, quelli si preoccupano, si sbucciano, corrono. Questa è la preoccupazione di tutti. Sì, però voglio dire, tua figlia lei è abituata molto a girare, a essere a contatto con la realtà. Sì, anche con le malattie che per fortuna non ho avuto, però si fa le ossa. Vita a rischio, ma insomma... Si è fatta le piccole ossa. Mi pare giusto. Agostino, noi ti ringraziamo, un saluto, un buon lavoro, un buon rientro. Grazie anche a voi, grazie. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata con i prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Ottica Remonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme.
Una partita per la salvezza, una partita per continuare il sogno del Cittadella Calcio alla permanenza al campionato di calcio di Serie B. Una partita il cui incasso ha la speranza di contribuire alla salvezza di bambini malati di leucemia infantile. Il neopresidente del Cittadella Calcio, Andrea Gabrieli, ha devoluto 12.000 euro alla clinica oncoematologica di Padova. L'incontro ha visto la presenza del presidente dell'AIL Armenio Vettore e la dottoressa Chiara Messina per consegnare l'incasso dell'ultima giornata del campionato cadetto. Complimenti al Cittadella Calcio.